La cabala del gnocco di Berto Barbarani. Recita Renato De Paoli. Isole Sparse, Pedal Production, 4 ottobre 2010, luglio. Ecco qua a Mondo Pitoco, la gran cabala del gnocco, dritta in mezzo alla cucina, con la crappola de gala, me comare moscardina, lascia giusta la grembiala, che bisogna celebrare il gran vendri gnoccolar. Come capita il bonestro con ociada da maestro, la marida poco a poco la farina la patata, che da forte innamorata la manipola il paston, che il marcia in bigoli lunghi e sottili, ben tenerini come che va, e ogni tanto una bella infarina. E finché via rugola tocchi e tocchetti, oh che gnocchetti che nassarà, e ogni tanto una bella infarina. E ti la ora grata casola, daghe il miracolo della parola, faghe i sobrufoli a fior de panza che in esultanza iriderà, e ogni tanto una bella infarina. Desteso in rango sulla toaia, sto fido popolo che mai non sbaia, che a mezzogiorno sfida il canò, sereno intrepido, quieto un faloio che spetta il buio del caldieron, e ti la ora grata casola, daghe il miracolo della parola, grata il formaio, senza creanza che si intrufola drento la panza, e ti destrighete butier balosso, spiuma desfrisete e salteghe addosso, pronti e risponde, rosso brucià, che scisole, gnocchi, son qua. Questa qua la poesia ciapa è nata un pochettino dalla tradizione del carnaval veronese di fare gnocchi fin dal secolo XVI, e si chiama venerdì gnoccolar, e lì l'esaltazione della pietanza piace buona che si fa in quel giorno lì, e si fa con le patate e la farina e il burro, il formaio, i gnocchi appunto. La festa, secondo la comune credenza, la ciapa origine dall'ascito del dottor Tommaso da Vicco, il quale abitava nel popolare quartier de Saint-Zen, dove un busto e una lapide adesso se gli ricorda. Nell'ultimo venerdì del gnoccolar, dopo le elezioni del papà del gnocco, che sarebbe il capo della festa e il simbolo dell'abbondanza, un corteo di carri simbolici ed umoristici attraversa le vie della città fino alla piazza dei Siori, dove il prefetto viene invitato a recarsi a Saint-Zen. Qua, su un apposito palco, si confeziona i gnocchi in quantità che viene distribuita al popolo. In tal giorno viene cucinato a Verona, in cui non si confeziona, non si cucina in Verona dove non si paga i gnocchi. Grazie, alla prossima puntata.